Giornata di pioggia per il 58esimo Gran Premio Palio del Recioto, valido anche per il trofeo CEF Resinatura Blocchi, la classica di Negrara riservata agli Under 23 che quest'anno ha portato al via atleti in rappresentanza di ben 29 nazioni diverse. A dare il via l'assessore allo sport di Negrara Bruno Quintarelli ai 170 atleti che hanno sfilato nel cuore di Negrara su quello che sarà il rettifilo d'arrivo che incoronerà il migliore di giornata tra gli ombrelli aperti. Infatti piove e tira un forte vento sulle strade della Valpolicella e si inizia subito a salire. Sì, perché il programma di giornata prevede 6 tornate iniziali caratterizzate dalle salite della Masua e di Iago e poi il giro conclusivo che porterà la carovana verso gli abitati di Prun, Fane e Corrubio per poi tornare nel cuore di Negrara. Primi chilometri ad alta velocità che fanno soprattutto selezione da dietro. Il gruppo si assottiglia mentre con le immagini ci spostiamo al chilometro 107 e infatti a prendere il largo sono 6 atleti. Si tratta di Samuele Zoccarato della Yam Excelsior, Martin Nessler della Casillo Maserati, il francese Alois Charan della Chambéry e i 3 alfieri della Zalfero Mobile Desiré Fior, Andrea Pietrobon, Riccardo Verza ed Edoardo Faresin. Un tentativo molto interessante questo che raggiunge un vantaggio massimo di 1 minuto e 30 secondi prima che in testa al gruppo si portino le maglie del Team Colpac e poi della Dimension Data. Si prosegue, si inizia il lungo tratto in linea, gli ultimi 30 km di gara caratterizzati proprio dalla lunghissima ascesa che condurrà in vari passaggi sino all'abitato di Corrubio. I 6 battistrada proseguono nella loro azione, mantengono un vantaggio di 1 minuto sul gruppo che però è dato in forte rimonta e allora ad imporre il proprio ritmo ci pensa Samuele Zoccarato che in salita riduce i ranghi dei battistrada. Rimangono in 3 a condurre, si tratta appunto di Zoccarato della Yam Excelsior, Martin Nessler della Casillo Maserati e Andrea Pietrobon della Zalf, quando nel frattempo siamo al chilometro 138. Dietro sono le maglie della Dimension Data con Samuele Battistella, fresco vincitore del Giro del Belvedere, che si mette al servizio del proprio compagno di colori. Si tratta del piemontese Matteo Sobrero, reduce dal successo alla Coppa Fiera di Mercatale, ed è quindi il ricongiungimento tra gli inseguitori e i 3 battistrada con Samuele Battistella che continua ad imporre il forcing. Si sposta Samuele Battistella e ad allungare è Matteo Sobrero, un Matteo Sobrero scatenato che porta sulla propria ruota Daniel Smarzaro della General Store, Giovanni Aleotti del Team Friuli, Simone Zandomeneghi dell'Eiseo e Kevin Colleoni della Gavardo BS Carrera. Ma attenzione, perché Sobrero non ci sta, allunga nuovamente e si invola tutto solo verso il traguardo di Negrara, verso un successo che potrebbe questa volta consacrarlo dopo l'avvio di stagione che lo ha visto protagonista con un terzo al trofeo La Igueglia e poi i successi alla Strade Bianche di Romagna e alla Coppa Fiera di Mercatale. Lo scorso anno a vincere qui a Negrara era stata una maglia della Dimension Data e quest'anno è un'altra maglia della Dimension Data, quella appunto di Matteo Sobrero, che tenta di succedere al sudafricano Stefan De Bod. Chilometro 145 per Matteo Sobrero che se ne va e guadagna 45 secondi su un terzetto composto da Giovanni Aleotti del Cycling Team Friuli, Simone Zandomeneghi dell'Aiseo e Kevin Colleoni della Gavardo BS Carrera. Sono questi gli ultimi ad arrendersi allo strapotere di Matteo Sobrero, che si lancia tutta in discesa e si appresta ad arrivare a giungere in una ventosa e piovosa Negrara da autentico mattatore del Gran Premio Palio del Recioto. La terza affermazione stagionale del 2019 per il piemontese, dunque la più prestigiosa. Il Palio del Recioto va nelle mani di Matteo Sobrero, Dimension Data. Ultimi chilometri, ultime pedalate anche per i più immediati inseguitori. Ad entrare per primo sul rettifilo d'arrivo è Giovanni Aleotti, sulla sua ruota Samuele Battistella, quindi Zandomeneghi e Colleoni si giocheranno il podio allo sprint questi atleti, ed è dunque una rivincita quella che andrà in scena sul rettifilo di Negrara rispetto al Giro del Belvedere. È ancora un testa a testa tra il vicentino, il rossanese Samuele Battistella e l'emiliano Giovanni Aleotti del Cycling Team Friuli. Un testa a testa che entusiasma gli appassionati di Negrara e che aggiudica la medaglia d'argento a Samuele Battistella, che ha di nuovo la meglio su Giovanni Aleotti. Seguono quindi Colleoni, Zandomeneghi, poi arriveranno Smarzaro, Prodom, Monaco
Pietro Bon e Eldeman. Matteo Sobrero, la corsa dei sogni, il Palio del Ricciotto numero 58 è tua, una vera e propria impresa. Sì, sono contentissimo di questa vittoria. È stata cercata dalla squadra e voluta anche da me, perché è una corsa che mi ha sempre affascinato e niente, sono veramente contentissimo di questa vittoria. Terza vittoria stagionale, sicuramente la più importante, c'è una dedica da fare. Sì, come ho già detto prima, questa vittoria la dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi sono sempre vicini nei momenti difficili, mi supportano sempre, mi danno molta motivazione a credere in me stesso. Samuele Battistella, primo ieri al Giro del Belvedere, secondo oggi al Palio del Ricciotto, un weekend di Pasqua davvero straordinario. Sì, diciamo che essere nel podio a queste due internazionali, a queste due gare così importanti è veramente una gran cosa. Ieri sinceramente era più un attacco per fare sì che le squadre inseguissero e mi è andata bene. Quest'oggi invece il mio compito era aiutare Matteo. Infatti penso di averlo svolto molto bene, lui l'ho messo nelle migliori condizioni, poi lui quando ha attaccato è arrivato da solo. Io ho avuto quel momento di crisi, poi sono riuscito a rientrare nel gruppetto davanti e avendo, non so, un po' uno spunto veloce quest'oggi sono riuscito ad arrivare secondo. È stato più difficile lottare per il successo ieri o lavorare per il tuo compagno di squadra oggi? Più faticoso lavorare oggi, perché comunque ieri il percorso era totalmente diverso, quest'oggi c'era pioggia, freddo e quindi diciamo sì che è stato molto più faticoso oggi, però diciamo che la soddisfazione è uguale, perché la vittoria della squadra e la mia vittoria non cambia poco. Giovanni Aleotti, 4 gare internazionali, una vittoria e 3 podi. Il Palio del Ricciotto ti premia con la medaglia di bronzo, comunque è una soddisfazione. Sì, sono molto soddisfatto di questo mese d'aprile, l'avevamo preparato molto bene con la squadra e l'obiettivo era proprio quello di essere protagonisti in queste classiche e sono molto contento di essere salito sul podio di tre corse su 4 e di averne vinta una, quindi sono molto contento.